Tragedia a Santa Lucia di Piave, una bambina di appena 3 anni muore per una crisi respiratoria dopo un attacco epilettico. L'allarme dei genitori medici hanno tentato di rianimarla per un'ora. Le parole del papà disperato: Chloé era una bambina solare, mi mancherà il suo sorriso, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Dopo la scoperta di altri 3 casi di positività all'ex caserma Serena, oggi il giorno dei tamponi per 350 tra migranti e operatori. L'esito in serata ha scongiurato il rischio di tensioni e rivolte. A Montebelluna, nuovo arresto dei carabinieri, nel mirino un 28enne che, malgrado una rapina commessa questo inverno, il foglio di via continuava a circolare in città. Tentata truffa nella mattina di oggi nella zona di Conegliano, dove è entrato in azione un falso avvocato, smascherato però da una donna di 82 anni. Il racconto del nipote. Caldo torrido e afa in tutto il Veneto. Tra venerdì e sabato previsto il picco fino a 36 gradi che a causa dell'umidità saranno percepiti con ancora maggiore disagio. Entrato nel vivo da oggi il Festival di Arte Magica Treviso con lo spettacolo della felicità che domani sera sarà trasmesso sulla nostra emittente alle 21:15. Venerdì e sabato altre 2 prime serate all'insegna della magia. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, è una tragedia ad aprire questa sera il nostro telegiornale, che si è verificata ieri sera a Santa Lucia di Piave. A perdere la vita in maniera improvvisa una bambina di 3 anni, una crisi respiratoria probabilmente dovuta ad un attacco epilettico. Il racconto del papà. Abbiamo trovato che non rispondeva, abbiamo chiamato l'ambulanza, insomma, e è arrivata l'ambulanza, dopo è andata così. Papà Anthony ripercorre così le sequenze di una serata tragica in questa abitazione al civico 10 di via Gramsci, una manciata di case poco distanti dal centro di Santa Lucia. Sono le 19:45 quando parte l'allarme. La piccola Chloé, 3 anni, non si risveglia da quello che sembrava un sonnellino. Mamma Cinzia chiama il marito e insieme allertano il SUEM. La bimba sta male, una crisi respiratoria. I soccorsi arrivano subito. L'ambulanza, la guardia medica e subito l'elicottero. Sono stati qua 3/4 d'ora, quasi un'ora. La stessa ULSS in una nota ha parlato di un arresto respiratorio nel corso di una crisi epilettica, ma papà Anthony fa alcune precisazioni. Non aveva problemi di epilessia, aveva sospetta di epilessia, non aveva problemi di epilessia, perché non sta prendendo nessuna medicina lei. No. Era seguita da un medico, da qualcuno? Sì, era seguita da Bullo, Trieste. Quindi stava bene? Sì, stava bene. Insomma, aveva dei suoi problemi, però stava bene quel giorno, ieri. Per capire le cause esatte che hanno portato alla morte della piccola è stata disposta un'autopsia. Abbiamo chiesto l'autopsia anche per capire, oltre all'epilessia, se ci sono altre cause magari che non sono state evidenti, ma che magari sono il frutto evidentemente poi di una situazione così drammatica che si è creata. Sconvolta l'intera comunità di Santa Lucia di Piave, dove la famiglia è ben integrata. La scomparsa della piccola Chloé ha gettato nella disperazione, con una partecipazione particolare dei cittadini alla famiglia, queste tragiche scomparse così giovani ovviamente non possono che essere un'emozione che si diffonde ovunque. A raccontare chi era Chloé, lo stesso papà Anthony, mentre la mamma Cinzia è dietro queste serrande, sconvolta dal dolore e assistita dai familiari. Socievole, sorridente, calma, tanto calma lei, anche bravissima come bambino, però. Parliamo di coronavirus con i dati aggiornati da Regione del Veneto con azienda zero, li vedete, li possiamo vedere insieme da PC. Il saldo oggi è negativo, -1. Ci sono state delle riassegnazioni soprattutto per quanto concerne le province di Venezia e di Verona. 2 i casi di positività nel Trevigiano, ma vedremo poi essere di più nel corso delle 24
24 ore, 2 nel Vicentino, quindi siamo ad un saldo negativo, lo ripeto, di -1. Il dato però interessante che balza subito all'occhio è che ci sono 3 nuovi soggetti positivi in terapia intensiva. Fino a ieri e fino anche all'ultima comunicazione del presidente Zaia dell'altro giorno erano 0, quindi ci sono 3 soggetti gravi positivi nelle terapie intensive. Questo il dato quindi che riporta l'allarme a risalire. Questa quindi la situazione, ma la giornata di oggi è stata contrassegnata da un nuovo screening all'ex caserma Serena. Siamo a Casier dopo la scoperta di altri 3 casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti, notizia che vi abbiamo dato ieri sera in tempo reale. Nessun disordine, nessuna protesta, viste anche le precauzioni prese per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Il punto nel servizio di Lina Paronetto. Gli operatori dell'ULSS 2 arrivano intorno alle 10 del mattino e allestiscono al di là del cancello d'ingresso un gazebo per poter eseguire i tamponi all'ombra. La macchina sanitaria è in movimento già da ieri sera, quando il sospetto che 3 ospiti dell'ex caserma Serena potessero essere positivi al Covid-19 è diventato realtà. Ma questa volta non si sono verificati disordini. Massiccio lo schieramento di polizia, carabinieri, vigili urbani. Ulteriore cautela per il personale sanitario, quella di tenere socchiuso il cancello e far eseguire i 350 tamponi, di fatto sotto gli occhi delle forze dell'ordine, pronte in caso a intervenire. Intorno alle 11 arriva anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, scambia 2 parole con i presenti. Il fatto che per la seconda volta all'ex caserma si siano registrati contagi lo preoccupa. È successo nuovamente, ma mi sembra che questa volta rispetto all'altra volta naturalmente c'è la continuità del controllo, soprattutto che siano e sono controllati sempre, continuamente. Mi auguro che ci sia pochi contagi, che ci sia pochi positivi e che naturalmente si possa poter proseguire con una minima tranquillità. Il timore è quello che possano verificarsi periodicamente qui dei focolai. A denunciarlo a livello parlamentare anche il senatore della Lega Massimo Candura, che di fronte ai nuovi positivi all'ex Serena parla di infelice ma logica conclusione di una pessima gestione dell'immigrazione sui territori che questo governo continua a perseguire, mortificando le comunità. E proprio alla prefettura e al governo si è rivolto da Dossoni il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. È una situazione che così non può essere tollerata, non voglio ritrovarmi ogni mese a dover ritamponare tutti quanti gli ospiti e ricreare situazioni che possono sfociare anche in tensioni, e quindi è necessario che il governo, lo Stato, il Ministro degli Interni faccia la sua parte, intervenga andando a spostare un numero importante di ospiti presenti all'interno della caserma e li sposti in altre strutture, perché così noi non possiamo andare avanti. E c'è quindi attesa, molta attesa per il risultato di questi tamponi, che si saprà molto probabilmente nella tarda serata. In corso anche i test in un centro disabili. Già questa sera, entro le 22, avremo l'esito di tutti i tamponi, per cui potremo anche vedere cosa poi fare dal punto di vista proprio operativo. I risultati degli ultimi 100 tamponi dei 350 eseguiti in mattinata su ospiti e operatori dell'ex caserma Serena non arriveranno prima delle 22:30. Solo a quel punto, come specifica il direttore generale Benazzi, si potrà avere un quadro complessivo della situazione. 11 gli ospiti del centro di accoglienza che non è stato possibile esaminare questa mattina, ma che verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Difficile risalire all'origine del contagio. Per l'ULSS è il contatto con soggetti che provengono da paesi dove l'epidemia è ancora molto aggressiva, la fonte più probabile. Va da sé che contesti come l'ex Serena sono maggiormente a rischio. È chiaro, dove ci sono assembramenti, dove ci sono strutture che contengono più persone e dove magari il distanziamento è molto più difficile, l'utilizzo della mascherina è più difficile, è chiaro che si possono creare ovviamente delle situazioni a rischio. Di ieri la positività anche di un ospite di un centro disabili trevigiano.
stiamo ogni 30 giorni passando nelle strutture e facendo i tamponi. È stata trovata questa persona, oggi vengono fatti i tamponi a 45 persone, per cui anche qui la situazione è sotto controllo, come 2 signore che sono arrivate dalla Bosnia che avevano dei sintomi segnalati al medico di famiglia, abbiamo fatto i tamponi e adesso stiamo ricostruendo i contatti, quindi anche in questo caso la situazione è decisamente sotto controllo. E ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il centro disabili, perché i tamponi effettuati hanno evidenziato proprio negli ultimi minuti 6 positivi tra gli ospiti e 2 tra gli operatori, quindi 8 compreso per l'appunto quello di cui parlava il direttore Benazzi e di cui vi abbiamo dato notizia ieri sera. Tutti tranne un ospite ricoverato in malattie infettive sono asintomatici e sono stati posti in isolamento nell'ambito della comunità. Sempre l'USL fa sapere che oggi i ricoverati in malattie infettive sono saliti a 9. Oltre all'ospite della comunità residenziale per persone con disabilità sono stati presi in carico dall'equipe del primario Scotton altri 2 positivi finora seguiti a domicilio per aggravamento delle loro condizioni. E rimaniamo a parlare di Covid e di assistenza soprattutto nelle case di riposo, perché i lavoratori delle RSA hanno incontrato stamane l'assessore regionale Lanzarin con delle rivendicazioni. Vediamo quali nel servizio. Premialità Covid ai lavoratori delle strutture per anziani, sostegno economico alle IPAB e soluzione del problema degli organici. I 3 punti chiave di un presidio messo in campo dalle 3 sigle sindacali che si è concluso strappando un accordo con l'assessore regionale Manuela Lanzarin, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente in cui valutare il riconoscimento economico richiesto con modalità assimilabili a quelle individuate per il comparto della sanità pubblica per i lavoratori delle case di riposo che hanno dovuto lavorare in piena pandemia. Noi abbiamo fatto un calcolo sulla base delle indicazioni che la Regione ha indicato anche alle conferenze stampa che teneva Marghera, e se è un 25% di lavoratori di strutture coinvolte, noi abbiamo fatto un calcolo che parliamo tra i 7.000 e i 10.000 lavoratori. Il problema degli organici all'interno delle RSA, delle IPA, sia pubbliche che private, perché abbiamo sempre maggiore numero di professionalità, in particolar modo infermieri e operatori sociosanitari, che traghettano dal privato o dalle IPAB verso la sanità pubblica, e questo è un grosso problema. L'assessore alla sanità ha anche illustrato alle parti le soluzioni che sono già state individuate per i percorsi di reclutamento del personale, e sul tavolo di confronto c'è anche la volontà di valutare con quali forme riavviare l'ordinaria attività delle IPAB, considerando l'impatto economico sui bilanci che il Covid ha determinato in relazione al blocco dei nuovi ingressi in strutture e sulla copertura dei posti freddi. Un accordo che soddisfa i rappresentanti sindacali, che sperano che la tornata elettorale non vanifichi le intenzioni. Dal nodo delle case di riposo alla scuola, con le regioni che hanno scritto al ministro Azzolina chiedendo un incontro urgente per avere certezze in vista del settembre e del rientro in classe. Sono ancora molte le incognite, soprattutto per le scuole dell'infanzia. Non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse, organico e tempistica. Questo scrivono le regioni italiane al ministro dell'istruzione Azzolina, chiedendo nella lettera un incontro urgente in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Rientro in classe dunque dopo il lungo stop determinato dall'emergenza Covid, non senza difficoltà e ancora con molte incognite. Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che il termine per la consegna di 3 milioni di banchi monoposto negli istituti scolastici è stato prorogato al 12 settembre. Sempre Arcuri ha reso noto che sono a disposizione 2 milioni di test sierologici rapidi per tutto il personale docente e non docente, e che saranno i medici di famiglia e le ASL a somministrarli. Se per le scuole elementari, medie e superiori gli scenari per la ripresa delle lezioni si stanno pian piano delineando, ancora poco chiare le modalità con cui i più piccoli nella fascia 0-6 anni torneranno in classe.
manca un contesto, un contorno, va bene, di riferimento nazionale. Ecco, ci sta lavorando il MIUR in questo momento proprio sulle scuole dell'infanzia e in generale sullo 0-6, quindi anche sugli asili nido, i servizi prima infanzia. Nei prossimi giorni si attendono le linee guida nazionali, mentre domani è in programma un altro importante incontro tra MIUR e parti sociali sul protocollo sanitario. Un conto sono le linee guida per l'infanzia, per la riapertura dei servizi a settembre, linee guida che attendiamo entro il 31 di luglio, al massimo ai primi giorni di agosto. Un conto è il protocollo sanitario, sia per i bambini sia per i dipendenti. Domani ci saranno riunioni importanti al MIUR con i sindacati. Intanto si vedono le conseguenze della sospensione prima e della chiusura poi delle scuole, soprattutto per le realtà più piccole. Alcune di queste a settembre non potranno riprendere le lezioni. 12 scuole paritarie di ogni ordine e grado, di cui 10 sono scuole dell'infanzia, ecco, che ovviamente a settembre non apriranno. Ne attendiamo ancora qualcun'altra, circa 5 o 6 alla volta di fine agosto, come comunicazione appunto all'ufficio scolastico regionale, alla FISM, eccetera. Non è un bel segnale. A Montebelluna adesso per un nuovo arresto dei carabinieri che hanno fatto finire in carcere un 28enne che, malgrado una rapina commessa questo inverno e il conseguente foglio di via, continuava a circolare in città. Per rubare una bicicletta da 1.200 euro in stazione a Montebelluna lo scorso febbraio aveva aggredito il proprietario facendolo finire al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Per quell'episodio un 28enne di origini nigeriane residente a Cairano San Marco aveva ricevuto il foglio di via da Montebelluna, che aveva però più volte disatteso facendosi vedere nelle zone più calde della città, Parco Manini, il condominio Guarda. Ora, proprio per questa condotta, i carabinieri, alle prese con un'estate particolarmente intensa sul fronte dei furti e delle rapine, hanno ottenuto nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Santabona, ordinanza eseguita nelle scorse ore quando il 28enne è stato rintracciato e arrestato. All'alba nel mirino dei militari è finito anche un pregiudicato albanese di 40 anni ritenuto il responsabile del furto dello scorso 18 luglio alla pizzeria Baracca di Nervesa, dove erano spariti un computer e diversi generi alimentari, salumi, formaggi per oltre 1.000 euro. Perquisendo la sua abitazione, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva denunciando il 40enne. Da Montebelluna e Nervesa alla zona di Conegliano, dove questa mattina è entrato in azione un falso avvocato che è stato però smascherato da una donna di 82 anni. A raccontarci l'episodio è il nipote di questa anziana. Verso mezzogiorno e mezzo, un truffatore che si spaccia per l'avvocato Pinto ha contattato mia nonna di quasi 82 anni, chiedendole 700 euro in contanti da consegnare alla caserma dei carabinieri di San Vendemmiano. E il motivo era un presunto incidente di suo figlio, quindi mio zio. I soldi servivano quindi per ripagare i danni dell'incidente, una scusa già usata frequentemente che colpisce gli affetti e per questo ancora più odiosa. Mia nonna ingenuamente ha risposto di avere solo 400 euro in contanti in casa e a questa domanda il truffatore le ha chiesto quanto oro in casa per compensare i costi, insomma, e mia nonna fa: non ho oro, fatto ridere, ho solo pentole. La domanda però suona sospetta e l'anziana accusa l'uomo di essere un truffatore. Lui chiede scusa imbarazzato e riaggancia. La donna spaventata chiama la figlia che a sua volta segnala l'accaduto ai carabinieri. Da bravo nipote, Davide, 24 anni e prossimo alla laurea, decide di segnalare l'episodio pubblicamente, scrivendo ad Antenna 3. Sicuramente rabbia, perché gli anziani sono i più vulnerabili a questi eventi. Sono ingenui, non si rendono conto. E sì, sicuramente fa rabbia, insomma, perché sono l'anello debole della nostra società e non è giusto. Da qui il messaggio a tutti i nonni. Da nipote agli anziani dico di stare più attenti, essere più sospettosi perché la società è cambiata, i rischi sono maggiori e bisogna stare attenti. E i soggetti anziani sono anche i più vulnerabili in vista dell'ondata di calore che si sta per abbattere sul Veneto. Il caldo e l'afa infatti si affacciano da oggi anche a nord-est. Le temperature sono in rapida ascesa. Nel weekend l'indice di disagio legato all'umidità salirà da moderato a intenso. Nei prossimi giorni, informa il centro meteo ARPAV, i valori di temperatura toccheranno punte massime fino a 35-36 gradi in pianura, con minime di notte
oltre i 25. Secondo l'ARPAV è probabile che il culmine dell'ondata di caldo causato dall'anticiclone di origine africana si manifesti tra venerdì e sabato. Da domenica invece il quadro meteo cambia con l'arrivo di un fronte che potrà portare sul Veneto maggiore instabilità e possibilità di rovesci e temporali. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per raccontarvi una storia, forse lo ricorderete, lo scorso gennaio vi avevamo mostrato le immagini dell'inaugurazione della mostra della giovane pittrice trevigiana Irene Gemin, che a 10 anni ha deciso di esporre le sue opere ed evolvere il ricavato all'ospedale Cafoncello. Ebbene, ora la piccola artista ha donato l'assegno proprio all'ospedale di Treviso. Il grande cuore dei piccoli veneti. Vi ricordate Irene Gemin, la piccola grande pittrice di Ospedaletto di Strana, che a fine gennaio aveva esposto le sue opere? Irene ha raccolto ben 3.150 euro che saranno interamente devoluti alla pediatria oncologica dell'USL 2 Marca Trevigiana. Un gesto straordinario di generosità, altruismo e sensibilità, quello di Irene, che nonostante la sua giovane età dimostra un forte senso di maturità. Con questo post su Facebook, accompagnato dalla foto della giovane pittrice sorridente, mentre stringe in mano l'assegno destinato all'ospedale di Treviso, il governatore del Veneto Zaia si è congratulato con Irene per il successo della mostra, ma soprattutto per la decisione di devolvere ai bimbi meno fortunati il ricavato della vendita dei suoi quadri. Una decisione che la bambina con grande semplicità aveva spiegato così. Perché è bello aiutare delle persone che sono in difficoltà. Lo scorso gennaio Irene aveva inaugurato a Treviso la sua prima mostra personale alla presenza del sindaco Mario Conte, dell'ex primo cittadino Giancarlo Gentilini, di Red Canzian. Le sue opere avevano raccolto il plauso di critici d'arte colpiti dalla bellezza delle sue creazioni astratte, la gran parte ispirate al suo pittore preferito Van Gogh. Nei quadri la giovane pittrice racchiude i propri sentimenti e le emozioni, poi in grado di coinvolgere lo spettatore, catturato dai colori usati nelle creazioni. Metto i colori che mi piacciono di più, o tipo da come tipo sono ispirata, e magari colori vivaci o colori tristi, e dopo con la spatola li sfumo. È entrato nel vivo oggi all'Auditorium di Santa Caterina a Treviso il Festival di Arte Magica con lo spettacolo della felicità che Antenna 3 trasmetterà domani sera e non stasera come vi avevamo annunciato, quindi lo ripeto, domani sera a partire dalle 21:15. A spiegarci però il segreto di questa felicità è il mago Walter Rolfo, uno dei più grandi illusionisti sulla scena mondiale. La magia è un'arte che insegna a vedere la vita in modo diverso, ci sono infinite realtà davanti a noi e la magia costruisce realtà e ti insegna a scegliere la migliore, quella che in qualche modo ti fa stare meglio. Stare meglio attraverso la magia, stupire, stupirsi, tornare bambini. È approdato all'Auditorium di Santa Caterina lo spettacolo della felicità, evento clou del Festival di Arte Magica voluto da Comune di Treviso e Centro Marca Banca, accanto a tanti soggetti del territorio. La magia come veicolo di felicità, soprattutto dopo mesi difficili. Già, ma qual è il segreto della felicità? Il primo segreto per imparare a scegliere felici è partire dal presupposto che la felicità non è una conseguenza ma è una scelta. Quasi sempre noi promettiamo la parola se alla nostra felicità. Io sono felice se mio figlio va bene a scuola, se mi danno l'aumento, se Juve, Toro, Milan, Inter, Napoli, bla 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 vincono lo scudetto. Io quasi sempre sono felice se qualcuno fa qualche cosa che mi renda felice. In realtà la felicità è il piede con cui ci alziamo al mattino, dal letto. Ma dal mago Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo, arriva anche un altro consiglio. Il secondo segreto per essere felici sono le persone di cui ci circondiamo. C'è una ricerca molto interessante di Harvard che ha dimostrato che la felicità non dipende dai soldi, dal lavoro che facciamo, dal ceto, dal censo, dalle macchine che abbiamo, ma dipende soltanto dalle persone che abbiamo attorno. È proprio lo spettacolo della felicità giovedì sera in anteprima assoluta alle 21:15 su Antenna 3 è da vedere con le persone che ci fanno bene, uno show per tutte le età, così come gli eventi in programma dalle prossime ore nei luoghi più belli di Treviso, sempre con Walter Rolfo e altri grandi illusionisti come Andrea Boccia, Francesco Fontanelli, Vanni De Luca. Antenna 3 li proporrà venerdì e sabato sera, sempre in prima serata, eventi unici, parola di mago.
Vi consiglio assolutamente di seguirci perché sono consigli pratici e concreti per vedere la vita in un modo diverso. Quindi lo ripeto, domani sera a partire dalle 21:15 questa anteprima assoluta, questo spettacolo della felicità in onda su Antenna 3. Ma rimaniamo a Treviso e andiamo in Restera perché in questi giorni altre 5 opere vanno ad aggiungersi alla singolare galleria d'arte che da 6 anni espone lungo il Sile. Primero el título es Pianeta Senza Umani, Pianeta Libero. Voglio parlare delle conseguenze del confinamento umano. Pienso che bueno, in questo caso gli animali sono fuori e dietro siamo noi guardando dietro del muro un poco para generar conciencia della contaminazione ambientale. È arrivata dall'Argentina per realizzare questo murales, il tema ambientale declinato sulla superficie di una cabina elettrica. È questa una peculiarità di questa singolare galleria d'arte lungo il Sile, come sottolinea il curatore e anima del festival che da 6 anni colora la Restera. Quanto più brutto è il muro iniziale e quanto più sarà l'effetto di abbellimento finale. Noi abbiamo la fortuna qua in Restera di interagire con un contesto splendido, però appunto è anche vero che la Restera, specie a Fiera, passava attraverso il quartiere di Fiera che era il quartiere industriale di Treviso e quindi era pieno di luoghi dismessi, di fabbriche abbandonate e quindi di muri molto decadenti e rovinati che noi con questi anni, perché ormai è già il 6º anno, 6ª edizione del festival, che noi in questi anni abbiamo contribuito, credo, con un certo valore ad abbellire. Così mentre si passeggia viene spontaneo ammirare questa singolare serie di carte da gioco con i 4 assi trevisani declinati però in altre frasi filosofiche, o ancora riflettere sul grande fratello non più televisivo ma digitale dei motori di ricerca. Un festival che si rinnova ad ogni estate per un'esposizione però permanente, almeno finché qualcuno non abbatte muri e cabine. Il primo anno, proprio i lavori fatti nel primo anno erano dove adesso c'è stato il bosco verticale e quindi tutti quei lavori sono andati persi, però fa un po' parte anche dello spirito del gioco dell'arte urbana. Arte che in altre città e in altri contesti è diventata così preziosa da essere rubata. Dei casi ad esempio di artisti famosi di Banksy che glieli rubano. C'è un documentario proprio dove mostra come opere d'arte realizzate da Banksy vengono rubate, in alcuni casi con tecniche anche fra virgolette raffinate che estraggono l'opera, altri proprio brutalmente hanno segato il muro e se lo sono portati via. Andiamo adesso a Belluno. Grandi opere in primo piano nel bellunese in vista dei Mondiali 2021 e delle Olimpiadi 2026. Il presidente di ANAS Claudio Andrea Gemme, commissario di governo per l'attuazione del piano, oggi in provincia per un sopralluogo ai cantieri e per incontrare i sindaci. Siamo in ritardo, ha ammesso Gemme, ma siamo pronti al confronto e al dialogo. Il traguardo intanto è spostato al 2024. La visita del presidente di ANAS oggi ha ripopolato i cantieri sulla 51 di Alemagna a partire dal nodo strategico di Longarone, dove sin dalle prime ore di stamani era tutto un via vai di mezzi e maestranze. Claudio Andrea Gemme ha annunciato che proprio a Longarone sono stati avviati tutti i lavori, si sta valutando l'esecuzione notturna per recuperare il tempo perso. Fra le opere in cantiere per i mondiali e quelle per le Olimpiadi sul piatto c'è quasi €1 miliardo, un investimento imponente, dice Gemme, parlando in magnifica comunità davanti a una folta platea di sindaci e amministratori, e il confronto sullo stato di attuazione del piano Cortina 2021 è stato scoppiettante. Il dialogo con il territorio c'è sempre stato, ahimè anche un dialogo molto anche di contrasti, ma sempre molto positivo. Devo dire che io per le volte che sono venuto ho trovato dal Presidente della provincia e dai sindaci grande collaborazione, grande capacità di dialogo. I ritardi nell'esecuzione delle opere sono un cruccio, soprattutto per le 4 varianti ancora in fase di progettazione. Gemme parla di una sorta di gioco dell'oca. I vincoli che provengono dall'esterno di questo contesto, quindi territorio e ANAS, sono pesanti. Abbiamo cercato anche nel decreto semplificazione di inserire il tema del silenzio assenso in modo tale maniera
che chi prende una pratica in mano dopo 60 giorni, no, si senta pronto per rispondere. In realtà questo non avviene. Alle complessità delle procedure una mano l'hanno data gli accordi quadro che danno la possibilità di avanzare in maniera più veloce. Nel complesso il piano prevede 49 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della 51 di Alemagna, 22 sono stati ultimati, 23 sono in corso, 4 di prossimo avvio. In attesa di decreto via i progetti delle 4 varianti di San Vito, Tai, Valle e Cortina. Il 2024 è un obiettivo che noi ci siamo posti, noi dobbiamo assolutamente marciare verso quell'obiettivo, non possiamo accumulare problematiche perché ci saranno poi ulteriori problemi che verranno, tempi e costi, più tempo passa più costi lievitano. Per quanto riguarda la 51 bis e la 52 Carnica, i lavori saranno consegnati subito dopo il picco della stagione turistica. La fine dei lavori è annunciata per gennaio 2021. Qualora così non fosse, ANAS metterà in sicurezza i cantieri e libererà le strade per non arrecare disagi. Insomma, la tempistica, lo avete sentito dal servizio di Tiziana Bolognani, è il nodo più importante e delicato, ma durante il confronto di questa mattina tra il presidente dell'ANAS e gli amministratori del territorio, rilievi sono stati fatti anche sulle priorità. La galleria di Coltrondo, prolungamento di quella del Comelico, non è più la priorità secondo gli amministratori delle terre alte. L'ha detto a chiare lettere il presidente dell'Unione Montana Giancarlo Ianese nel faccia a faccia con il presidente di ANAS Claudio Andrea Gemme. È assurdo buttare via soldi lì quando abbiamo altri problemi molto più importanti. Ianese si dice soddisfatto del confronto con i vertici di ANAS, ma sulle tempistiche la delusione è totale. Restiamo sempre alla finestra ad aspettare, con il pericolo incombente alle porte rappresentato dalla Galleria Comelico. Quella galleria lì è un pericolo, io non so neanche uno come fa a prendersi la responsabilità di tenere aperta quella galleria, perché purtroppo il cemento non è un cemento, è una buccia d'arancio, all'esterno è un cemento bello liscio, ma all'interno è tutto marcio. Sì, una volta o l'altra quella galleria crollerà. Sui tempi sbotta anche Marianna Hofer, primo cittadino di Valle di Cadore, che chiede di rivedere i tracciati e mette il pollice verso sulla Smart Road, cioè sull'installazione di infrastruttura tecnologica fra Ponte nelle Alpi e il passo di Cimabanche per un investimento di circa 26 milioni di euro. Uno sviluppo orizzontale della nostra viabilità va bene, perché comunque poi io da Valle devo arrivare a Cortina e a oggi avrei delle grosse difficoltà, ma che forse da Longarone va studiato qualcos'altro nel piano olimpico, e richiamo sempre la Macchieto Venas. E poi io sulla Smart Road credo che comunque abbiamo buttato via dei grandi soldi. Alla provincia il compito di fare da collettore delle richieste del territorio verso ANAS. Ci sono delle condizioni che vanno affrontate, ad esempio Coltrondo era diventata una priorità alcuni anni fa, adesso è diventato, da quello che capisco dal territorio, una situazione di secondo piano. Anche lì è un po' da chiarire questi aspetti in modo che il territorio condivida un programma che sia quello. Per quanto riguarda tutto il resto delle opere, diciamo che stiamo andando avanti. Ed è stata pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei serrai di Sottoguda e di Roccapietore, devastati dalla furia della tempesta Vaia abbattutasi sulle montagne venete nell'autunno di 2 anni fa. La gara prevede lavori per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro. In 2 anni abbiamo investito oltre 11 milioni per mettere in sicurezza e ridare splendore ai serrai di Sottoguda, spiega il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia nel suo ruolo di commissario delegato per l'emergenza. Ricordo infatti, dice Zaia, che lo scorso anno sono stati avviati interventi di rimozione di rocce pericolanti e formazione di pista di servizio per 2 milioni di euro, oggi in fase di completamento. E si è registrato uno scontro frontale tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi all'interno della galleria di Gonera a Roccapietore. L'auto, una Ford Focus guidata da un cittadino straniero noto in Agordino per la sua attività di venditore porta a porta, stava scendendo in direzione Caprile quando in fondo alla galleria si è trovato di fronte un motociclista. L'impatto è stato inevitabile, il centauro di nazionalità tedesca ha avuto la peggio, l'uomo è stato elitrasportato al San Martino di Belluno per una sospetta frattura al bacino. È andata meglio il conducente dell'auto, trasportato all'ospedale di Agordo per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire soccorsi e rilievi. In zona hanno operato i vigili del fuoco, i carabinieri sanitari della Croce Bianca e del SUEM.
Con questo è tutto da Treviso e Belluno anche per questa sera. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Prosegue la fiammata africana sul nostro territorio, bel tempo e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 luglio. Sul Veneto prevale la stabilità atmosferica con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo velato un po' su tutte le province della nostra regione. Durante le ore pomeridiane rischio di temporali sui monti, localmente fin verso le pianure circostanti. Come detto, clima molto caldo con temperature minime fino a 25 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tanto sole ovunque e cielo terso e limpido, nel pomeriggio locali acquazzoni sulle Alpi. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime sui 33-35 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, salvo per isolati rovesci al pomeriggio, possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 21-22 gradi, massime intorno ai 34-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.